Cari amici, ben ritrovati. Come state? Sembrava ieri che conducevo la trasmissione Pantheon sull'architettura. Per molti di voi questa immagine, questo jingle era familiare. Era un momento per ritrovarci e insieme andare alla scoperta di nuovi territori. Ma il viaggio continua. Infatti questo nuovo spazio, questa nuova trasmissione si chiama In viaggio con me, in viaggio alla scoperta di nuovi territori, di spazi dove il bello la fa da padrone. Cos'altro dire? Venite con me, seguitemi per scoprire nuovi orizzonti. Facciamo un passo indietro per fare un passo in avanti. Ma com'è nata l'idea di Venezia Channel? Un'idea che ha preso sviluppo tempo fa con un gruppo di amici, tra cui l'architetto Ferruccio Tasinato, che ha contribuito a rendere questa immagine concreta. Andiamo a vedere com'è nato il concept di Venezia Channel. Il marchio di Venezia Channel appartiene di fatto ad un più vasto progetto di immagine coordinata che parte dal rebranding di una società di divulgazione culturale per mezzo di video e approda ad una serie di progetti comunicativi molto più complessi. Il marchio riporta due lemmi: Venezie, che riprende il nome della società, e Channel, che è una sorta di rinforzo comunicativo che da un lato contraddistingue il carattere internazionale del progetto, dall'altro conferisce maggiore rotondità all'interpretazione del logo. La scritta Venezie è sottolineata da un elemento grafico molto semplice di colore grigio, un grigio neutro, tuttavia che è stato smussato vicino alla V per richiamare la forma di un vascello, la forma di un'imbarcazione, degli elementi perciò che animano la città di Venezia. Sono qui con voi per portarvi in giro alla scoperta di un territorio che io reputo magnifico. Il territorio è quello dei Colli Iberici, un territorio a cui sono particolarmente legato, e oggi sono in compagnia di un'amica, Paola Bonomi. Ciao Paola. Ciao Luigi, ciao a tutti. Paola Bonomi, come vedete dalla sua tenuta, è sommelier ICE, anzi dirò di più, è la responsabile e la delegata di ICE Veneto per Vicenza. E perché è qui con noi? Perché il territorio dei Colli Iberici è un territorio ricco di emozioni olfattive, emozioni visive, e soprattutto ha dei vigneti straordinari. Più tardi andremo a vedere una cantina che io reputo una delle cantine un po' simbolo di questi territori e che ci regalerà, vedrete, altre immagini stupende, oltre che poter assaggiare dei vini eccezionali. Ma parlo di Colli Iberici, ma ovviamente i Colli Iberici sono molto grandi, hanno un'estensione vasta, un territorio vasto, e noi prenderemo in esame solamente una parte di questo territorio che ha come punto di riferimento, come punto di partenza e anche capoluogo la città di Lonigo. Allora, intanto passo la parola a Paola perché io in mano ho un carnet di viaggio, Venezia. Paola, questo carnet di viaggio come è nato e qual è il valore di questo carnet di viaggio che è proprio edito dall'ICE Veneto? Da ICE Veneto, sì. È da anni che noi come ICE Veneto siamo impegnati per riuscire a trasmettere le tante sfumature di un vino attraverso i numeri. Quelli meticolosi, accurati di un vino, uno strumento digitale come Venezia.it, che è l'unica vera guida ai vini del Veneto. Ecco, questa versione qua, il carnet di viaggio, vuole invece tracciare una nuova strada, quindi emozioni, cercando di comunicare le emozioni di un profumo nel racconto, il racconto suggestivo di un'opera cartacea,
che vorremmo diventasse anche un compagno ideale di un percorso alla scoperta di territori e dei loro protagonisti. Allora abbiamo questa bellissima cartina e qui si parte con questo riferimento al Palladio, a spasso con il Palladio. Eh sì, perché Andrea Palladio, noto architetto, ha incominciato a fare verso appunto metà del 1500 queste ville fattorie. Perché? Perché praticamente Venezia aveva incominciato a diradare il commercio verso l'Oriente e quindi cercava di investire i soldi, diciamo, in introiti di vari commerci verso l'entroterra, in particolare nel Vicentino, dove voleva venire, spesso i signori di Venezia volevano venire anche a passare le estati. E quindi hanno fatto questi investimenti, se vogliamo dire anche un po' latifondisti, e quindi hanno avuto la necessità di costruire queste ville con annesso cantine e tutto quello necessario per la coltivazione e per l'agricoltura. Erano delle vere e proprie aziende agricole. Cosiddette appunto ville fattoria. La cosa particolare è che spesso e volentieri in questi disegni di progettazione del Palladio in un angolo troviamo anche la progettazione del giardino e sempre o quasi sempre c'è anche disegnato un vigneto. Quindi io vedo qui che c'è una bella descrizione perché andiamo a sud. Sì, verso sud e in direzione Sarego si incontra la DOC Colli Iberici. Partendo da Lunigo, dove presso Palazzo Pisani ha sede il consorzio di tutela, si sale in collina fino all'azienda agricola Punto Zero. Un corpo unico in cui è possibile camminare per ore fra oliveti, boschi, prati e vigneti. In questo contesto di pace assoluta, munendosi di standard certificati di rispetto della biodiversità, la famiglia De Besi ha deciso di ristrutturare un casale con il proposito di dedicarsi alla produzione di vino, seguendo uno stile moderno e innovativo. In primo piano sono stati posti senz'altro i vitigni internazionali, come il Merlot in purezza del favoloso Punto, senza però tralasciare di dar voce con eleganza ai tradizionali Thai Rosso e Carmenere. Una piccola perla è il loro extravergine di oliva prodotto in un numero limitato di bottiglie. Per rimanere sulla valorizzazione dei Colli Iberici, permettermi di dire una cosa. Qui in queste zone ci sono degli scritti che già nel 1200 c'era la produzione di olive. È quindi un territorio veramente particolare. Considera anche che i Colli Iberici sono SIC, cioè siti di interesse comunitario. Cioè delle zone particolarmente interessanti dal punto di vista dell'habitat, sia animale che vegetale, che gode di una tutela particolare da parte della comunità europea. Quindi a conferma che è un territorio veramente ricco e, permettetemi di dire, non solo perché sono per adozione vicentina, anche particolarmente affascinante. Vi avevo promesso di portarvi in un'oasi, un posto spettacolare e le promesse vanno mantenute. Siamo qui nell'azienda di Marcella Tofano, Punto Zero, siamo sopra Lonigo in un posto che in qualche modo, come viene richiamato dal carnet di viaggio di Ice Veneto, è un posto per camminare per ore, infatti lo vedrete nelle immagini, tra gli oliveti, i boschi, i prati, i vigneti. In questo contesto di pace assoluta. E siamo in compagnia di Marcella. Ciao Marcella, qui sei in un posto Ciao, di pace Luigi. assoluta. Quello che dice che stai leggendo dal libro è assolutamente la verità. Questo è un posto magico, non è un posto normale, che mi affascina ogni volta che vengo, mi dà delle emozioni che sono uniche. E sono entrata tanti anni fa qui dentro e quando ancora era tutto incolto, non c'era assolutamente nulla di tutto quello che avete visto oggi.
era abbandonato dalla guerra, per cui abbiamo dovuto con mio marito rimettere tutto dai vigneti alla casa. La cantina poi non c'era, è l'ultima creazione del 2018, per cui era molto recente. E durante tutto questo percorso, vissuto intensamente qui, tanti mesi in tutte le stagioni dell'anno, e ho avuto modo di vivere a contatto veramente con la natura, nel vero modo, nel senso più pieno, perché qui si vive in mezzo alla natura, non è una cosa finta. Quindi io passeggio delle ore in mezzo ai boschi, in mezzo ai prati, in mezzo ai vigneti, in mezzo agli ulivi, con i caprioli che saltano fuori, ci sono le lepri, i sudifaggiani. Veramente è un sogno dove anche la biodiversità, che è una cosa molto importante per me, ha un grossissimo ruolo, perché qui si trovano degli insetti e degli animali, degli alberi, delle cortecce degli alberi che sono importantissime per la qualità dell'aria. Infatti tu, Marcella, hai ricevuto anche una certificazione sulla biodiversità, giusto? Ho avuto una certificazione che quest'anno è stata rinnovata, perché ogni 3 anni vengono questi biologi, che sono delle persone molto serie, a fare una certificazione sull'azienda, quindi pulizia dell'aria, pulizia dell'acqua. Tu sei un'azienda agricola, ma ovviamente il tuo, come dire, obiettivo principale è fare dei vini eccezionali, perché siamo in una zona, innanzitutto appunto i Colli Iberici, che ci regala dei terreni e poi dei vini molto importanti. E tu su questo hai lavorato, in questi anni per arrivare a dei risultati che ti sono stati anche riconosciuti proprio recentemente con un grande premio. Sì, certo, io ti ringrazio per aver definito i miei vini eccezionali. Io ci sto dando veramente tutta la mia vita, tutta la mia forza per creare dei prodotti un po' unici, un po' speciali, che poi non lo so, perché sai, i gusti sono molteplici, per cui non posso... I premi piacciono, quello che piace a me non piace a te. I premi sono arrivati, arrivano ogni anno, arrivano delle cose che sono fantastiche, che non mi aspetterò, che anche quest'anno non mi sarei mai aspettata di prendere, di avere i 4 tralci per un Merlot in purezza, che è un po' la nostra riserva, il nostro cavallo di battaglia, e una medaglia d'oro sul Pino Bianco, che è arrivato da Merano. Quindi 2 grandissimi riconoscimenti per un'azienda così piccola. Ti danno tutta l'energia per continuare, certamente ce ne vuole tantissima, soprattutto in un periodo come questo che conosciamo tutti, è molto difficile, ma la forza non manca, e quando soprattutto arriva una gioia così grande, ti assicuro che vorresti fare ancora un altro vino, che già ne abbiamo inventato 2 nuovi. Io ho in mano una tua bottiglia di Carme Nere che ha la tua nuova etichetta, certo. Perché come poi vi farò vedere c'è questa stilizzata su una conchiglia, perché qui abbiamo dei terreni che arrivano all'odore del mare. Certo, qui i Colli Iberici i monti iberici erano uniti dai colli Euganei, da un grande mare. Questo mare, prosciugandosi, ha lasciato delle sedimentazioni straordinarie, per cui noi troviamo delle cose eccezionali. Non solo il terreno è fertilissimo, perché ti facevo osservare prima la diversità di colori, e se tu vai in profondità e lo scavi, tu vedi tutta la roccia che ha una stratificazione completamente diversa, perché ci sono le conchiglie, c'è la sabbia, c'è tutto quello che si diventa il sale, tutto quello che il mare ha lasciato. E questo mi dici che è importantissimo anche per gli impianti, cioè a seconda del terreno. Certo, è una cosa fondamentale individuare la terra giusta, perché qui è molto calcareo, lo possiamo vedere dai sassi che abbiamo dietro, se volete riprenderli. Abbiamo dei sassi completamente bianchi e dei sassi completamente rossi. Se tu prendi dei barattoli di vetro e ci metti dentro della terra, avrai della terra molto rossa e della terra molto argillosa, molto chiara. E lì la difficoltà di appoggiarci sopra un vigneto, perché non tutti i vigneti vanno sul calcareo o sul terreno magro o su terreni più grassi, certo. Per cui è proprio questa la difficoltà di individuare quello più giusto. E come dici tu, qui è tutto vero, no? Questa in realtà lo hai trovato così, scavando nel tuo terreno, giusto? Questo l'abbiamo trovato passeggiando, direi. Passeggiando e rovesciando soprattutto un terreno per piantare un nuovo vigneto. Sono saltate fuori delle cose incredibili, delle conchiglie enormi, piccole, che poi si riprendono. È diventata la tua nuova etichetta. E questa sarà la nuova etichetta per i 3 autoctoni, perché ho voluto distinguere proprio sia con l'etichetta sia con
soprattutto con le etichette, i 3 autoctoni, differenziare gli autoctoni dagli internazionali. Certo. E quindi ho voluto cambiare l'etichetta, pur rimanendo sempre il mio simbolo è la conchiglia e la spirale, che è quella, il punto iniziale, e la spirale che è quella che poi si dice si parte da zero, però tutto. Poi si spera parte tutto da lì. Certo, non abbiamo. No, questo è bellissimo, difatti quando vengono i gruppi di persone che partiamo, come dicevo prima, partiamo di solito in 15, ci si prefigge di fare una passeggiata, di arrivare in un certo punto, in 15 persone ne arriva una sola perché tutti gli altri si distraggono, perché ci sono gli asini, ci sono i cavalli, ci sono le pecore, ci sono le galline, la gallina che sta facendo l'uovo, quindi c'è tutto anche un aspetto di animali che è straordinario, divertentissimo, che mia figlia, che coltiva mia figlia, abbiamo le galline ovaiole, abbiamo le galline padovane, abbiamo 4 mussi, tutta una storia che continua al di fuori del vino, per cui la gioia dei bambini è quella di venire qui, di trovare tutti questi animali che non vedono mai nella realtà. Con un altro prodotto di eccellenza della tua azienda e di questa zona, proprio da pochi giorni si è conclusa la raccolta delle olive, quest'anno è un raccolto anche importante, in cui tu fai un olio strepitoso, anche questo, un extravergine di oliva, appunto, ecco qui, anche questa è una etichetta. Devo dire che veramente complimenti, perché lavori molto sui dettagli ed è una sensibilità non di tutti. E un olio appunto che rappresenta il territorio. Questo olio sì, certo, rappresenta tantissimo il territorio. Olive, e quando avevamo ancora tutto da imparare, tutto da fare, e lui continuava a dire io voglio piantare le olive, voglio piantare le olive, e io continuavo a dirgli di lasciare stare questo progetto, perché dovevamo prima, secondo me, dedicarci interamente alla coltivazione della vigna. Ha insistito tantissimo, ha piantato dove voleva lui, nel posto più freddo forse, dove era il meno adatto, però aveva alla fine avuto ragione, perché adesso abbiamo 1 ettaro quasi di olive sparse per tutta la campagna, perché c'è un posto dove sono concentrate, ma poi durante i viali intorno a tutta alla casa ci sono olive ovunque, quindi era una sua passione. È un blend di olive, ci sono 5 lo leggete poi dietro, Rasara, Pendolino, Frantoio, sono un po' le caratteristiche del Garda. Ma qui direi che l'olio viene particolarmente, non so, come concentrato, pizzica e amaro. Per me è un olio strepitoso, sia per condire, perché io lo uso moltissimo in cucina, sia sulle insalate, come mangiare con il pane. I miei bambini adesso quando arriva l'olio nuovo fra 10 giorni, credo che una lattina d'olio di 3 litri se la bevono alla sera con il pane, che è una tale festa. Riponiamo il carnet di viaggio Venezia per riprenderlo nella prossima puntata, perché il viaggio non è terminato oggi, è un viaggio ampio, un viaggio che racconta tante eccellenze. Ormai siamo nel periodo natalizio, qui vicino a me i simboli del Natale, e perché no, passare il Natale insieme sarà una bella occasione.